Ci troviamo nei pressi di Calangianus per i festeggiamenti di San Leonardo in compagnia del signor Pietro, che è presidente dell'associazione che si occupa della 3 giorni in questo territorio della Gallura. Certo che sì. Diciamo, la nostra associazione è nata nel 2013. Lo scopo era quello di festeggiare San Leonardo, no? Ripercorrendo il percorso fatto dai nostri avi, e cioè la soprastantia. La soprastantia era un qualcosa, come voi sapete, che si faceva per beneficenza. Si dava da mangiare ai poveri, no? Quelli che avevano bisogno. Tutti portavano un qualcosa che poi veniva distribuito. Nel 2013 è stata fatta un gruppo nuovo, abbiamo creato l'associazione, abbiamo comprato un ettaro di terra, un magnifico ettaro di terra con degli olivastri millenari che ci sono all'interno, che è un qualcosa di spettacolare. Ci siamo dedicati sempre, come dicevo prima, alla soprastantia, però poi abbiamo curato un progetto per creare all'interno un parco. D'accordo con il parroco, con il comune di Calangianus, con la comunità montana e quant'altro. All'interno della chiesetta campestre dedicata a San Leonardo delle Mogie qui nel territorio di Calangianus, in compagnia con Don Marco. Don Marco, se non erro, San Leonardo era proprio il liberatore dei prigionieri praticamente. Esatto, San Leonardo, noto come Leonardo di Noblat o di Limoges, francese del VI secolo, aveva ottenuto dal re Clodoveo, erano amici di famiglia, aveva ottenuto il privilegio di liberare i prigionieri che avesse ritenuto innocenti. È così che Leonardo, sacerdote, dedica tempo e energie per liberare tanti condannati ingiustamente. Questo manto rosso del condannato può indicare il fatto che Leonardo vedesse nel misero, Gesù Cristo stesso, che è stato condannato a morte ingiustamente. Pare che Leonardo avesse rifiutato la sede vescovile che gli spettava per dedicarsi poi alla preghiera e ritirarsi in un monastero. Viene invocato appunto dai carcerati, da coloro che sono magari in difficoltà. Qui vicino abbiamo anche Vidalba, dove la statua rappresenta San Leonardo con una spada nell'atto di liberare il prigioniero. Abbiamo anche una chiesetta campestre
alle porte di Tempio, proprio davanti all'Eurospin, che è stata costruita dai reduci della Grande Guerra, che fecero voto: se torniamo sani e salvi dalla guerra faremo una cappella, restaureremo la cappella di San Leonardo, e così fecero, e venne inaugurata nel 1930. Buonasera, ci ritroviamo adesso qua nelle battute finali della nostra festa. Fra poco qua con il mio socio Cosimo ci accingeremo a fare l'ultimo passaggio della festa a San Leonardo, ovvero il passaggio dei testimoni dai capi soprastanti uscenti ai nuovi capi soprastanti, che saremo noi due per il 2020, e vi diamo un augurio per vederci qua fra un anno per la festa di San Leonardo del 2020.